in un appuntamento con A Voi la Linea. Apriamo in diretta con la nostra Paola Treppo a Udine, che sta seguendo per noi la conferenza stampa post giunta comunale. Allora a te la linea subito con un ospite. Sì, Alexis, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo con l'assessore Laudicina per un'importante notizia. Prima di tutto parleremo anche di altro, sulla Tari e sulle necessità della comunità. Sì, allora oggi in giunta abbiamo approvato l'assestamento, quindi fatto la verifica degli equilibri, un adempimento obbligatorio. Naturalmente, per fortuna, insomma, il Comune di Udine ha un bilancio forte, quindi anche dal punto di vista degli equilibri questi sono rispettati, e poi insieme a questo di solito generalmente si fa una variazione di assestamento generale dei conti. E la notizia secondo me più importante dal punto di vista della parte corrente è appunto che oggi la Giunta ha deliberato di inserire risorse per 1,5 milioni di euro in forma di agevolazioni sulla futura tariffa Tari, che verrà approvata in Giunta invece venerdì prossimo. Quindi riteniamo in questo modo di essere venuti incontro alle categorie economiche, e perché di questo 1,5 milioni solo 660.000 euro sono forniti con trasferimenti nazionali, il resto appunto è un importo tutto di risorse interamente comunali, quindi che pesa sul bilancio comunale. E vedremo poi appunto nella prossima giunta anche la modulazione, diciamo, di queste agevolazioni, ma si è cercato di tenere conto proprio dei tempi di chiusura, dando di più naturalmente alle categorie che erano maggiormente, dando in maniera graduale in base anche appunto alle categorie che sono state colpite in questi mesi dalla pandemia. Le altre due novità riguardano la parte investimenti, e diciamo che ci sono 1.815.000 euro inseriti, quindi più 500.000 per la nuova sede della Protezione Civile, e in parte anche coperti naturalmente con trasferimenti di natura regionale, perché abbiamo trovato la Regione dalla nostra parte per questo tipo di investimento. E la seconda notizia, diciamo che è solo il primo passo, però insomma è un passo importante, è la destinazione di 650.000 euro per l'acquisizione dell'ex Cinema Odeon, che quindi è, si trova al limite del centro storico della città ed è chiuso da tantissimo tempo. Diciamo che sono tutta una serie di valutazioni da fare, perché comunque per un ente pubblico acquisire un immobile comunque non è un passaggio così semplice, però intanto abbiamo destinato le prime risorse appunto per poter fare poi in via successiva tutti i passi necessari per l'acquisizione di questo bene, come era previsto anche nel programma elettorale. Ecco, diciamo che queste sono le tre cose più importanti. Poi ci sono spese naturalmente per il funzionamento dell'ente e altre spese importanti che riguardano sempre la parte investimenti. Allora ringraziamo l'assessore Laudicina per queste importanti notizie per le categorie, ma anche appunto per l'acquisizione futura del Cinema Odeon. Se ne riparlerà naturalmente in altre edizioni dei nostri TG. Al momento, Alexis, qui da Udine ti restituisco la linea per richiedertela eventualmente più tardi. A voi la linea. Grazie alla nostra Paola Treppo. Da oggi, 15 giugno, ci si può di nuovo sposare e festeggiare, il giorno più importante assieme ad amici e parenti, e infatti da oggi sono riammessi pranzi o cene nunziali. La soddisfazione da parte del comparto e di chi ha lottato per ottenere una data certa di ripartenza. Oggi è il 15 di giugno 2021, una data che difficilmente noi del mondo wedding dimenticheremo, una data per la quale abbiamo lottato in maniera forte e dura. Noi come Insieme per il Wedding sapete che prima di ogni cosa abbiamo sempre chiesto una data certa, e quindi sarà una data importante per sicuramente tutti gli operatori del comparto, che insomma sappiamo molto bene sono più di 30 attività diverse, e per tutti gli sposi che finalmente vedono riconosciuto il loro diritto al matrimonio. Bene, io sono una persona molto positiva e sono sicura che questa esperienza drammatica per tutti noi ci insegnerà
e ci renderà più forti. E ecco, questo è il mio vero augurio dalla mia anima, dal mio cuore per ognuno di noi operatori e anche i nostri meravigliosi sposi. Anzi, invito proprio tutti gli sposi ad inviarci le foto dei loro matrimoni in modo tale che si possa narrare il valore vero del matrimonio, quello che noi abbiamo urlato e preteso su tutte le piazze con Insieme per il Wedding. Fondazione Friuli e Università di Udine rinnovano la convenzione a 800.000 euro nel 2021, sostegno di percorsi formativi e di ricerca per cogliere le opportunità di rilancio culturale, sociale e economico. Ha seguito per noi la conferenza stampa di presentazione dell'accordo. Paola Treppo. Fondazione Friuli e Ateneo Friulano rinnovano l'accordo per lo sviluppo di progetti importanti anche nel nome del Recovery Plan quest'anno, vista naturalmente la situazione che viviamo. Magnifico Rettore. Sì, diciamo che nel rinnovo della Convenzione, che ci vede sempre uniti nell'obiettivo di definire, no, degli obiettivi, dei progetti comuni, quest'anno abbiamo ritenuto di dedicare spazio, dare spazio in uno dei 4 pilastri della Convenzione ad attività di ricerche legate alle principali missioni, alle principali tematiche del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza. Quindi come? Con che strumento? Attraverso degli assegni di ricerca per postdoc. Cosa significa? Dei progetti di ricerca finanziati a giovani ricercatori su queste tematiche, naturalmente saranno affiancati da nostri ricercatori anziani, chiamiamoli, o comunque esperti delle diverse materie, con l'obiettivo della durata di 1 anno e con l'idea eventualmente di prorogarli. Quindi diciamo una spinta verso l'attività della ricerca dei giovani, però rivolta a tematiche che sono quelle su cui dovremo concentrarci praticamente tutti nei prossimi anni. Questo è uno dei pilastri. Poi naturalmente vengono assieme a questo il sostegno all'attività formativa e all'internazionalizzazione, in particolare prendendo alcuni corsi di laurea, quelli che più recentemente abbiamo istituito, Scienze e Culture del Cibo o Ingegneria Industriale per la Sostenibilità Ambientale, che sono quelli più interdisciplinari e più attuali, che creano le competenze più nuove richieste, e una fortissima attenzione in questo caso anche alle cosiddette lauree magistrali, in cui abbiamo definito una 20 borse di studio per questi studenti in lauree magistrali, però da svolgere dove? Da svolgere in laboratori specializzati, in particolare in una struttura che è la nostra UniUd Lab Village, che è un punto di incontro università e imprese, o il LEF di San Vito al Tagliamento. Ecco, per quanto riguarda il Lab Village, lì c'è il terzo filone, perché dato che questo è un punto di incontro fra l'università e le imprese, cioè dove laboratori universitari, laboratori delle imprese e soprattutto ambiti comuni trovano la possibilità di sviluppare progettualità e anche formazione nello stesso ambiente. Questa è un'esperienza unica in Italia che abbiamo ritenuto di continuare a sostenere anche quest'anno, o meglio la Fondazione ha ritenuto di continuare a sostenere anche quest'anno, con la previsione di portare a sempre maggiore ampliamento questo tipo di attività. Da ultimo, ma non ultimo, come si direbbe, una fortissima attenzione all'attività di placement, cioè cosa faranno i nostri giovani dopo la laurea. Queste attività sono fondamentali per permettere non solo un affiancamento ai laureati nel momento in cui devono cercare lavoro, ma creare un continuum anche con il tessuto produttivo per favorire il loro più semplice inserimento nel mondo del lavoro. Questo per noi è fondamentale perché naturalmente avvicina ancora di più il mondo dell'università alle imprese, soprattutto li fa lavorare assieme, e qui abbiamo dei progetti anche che vedono non
solo le classici colloqui di lavoro, ma le aziende in cattedra, una collaborazione stretta a progetti formativi fra l'ambito produttivo e l'università. Questo è, secondo noi, tutta una serie di azioni che vanno ad incidere fortemente anche come contributo allo sviluppo del territorio, tanto più in un momento in cui questo è più richiesto che in altri momenti. Fondazione Friuli sempre al fianco dell'Ateneo Friulano. Sì, questa è una convenzione alla quale teniamo molto e devo dire che quest'anno ci siamo impegnati anche nell'approccio del rinnovo di questa convenzione e abbiamo cercato di dare un aspetto dinamico di quello che è il rapporto consolidato fra università e fondazione. Tanto è vero che il riferimento è uno scatto verso il recovery plan. Questo perché il recovery plan sarà senz'altro l'elemento che condizionerà maggiormente il futuro immediato e il futuro prossimo. È un'opportunità irripetibile, tutti noi dobbiamo dare il massimo per riuscire a meritarci questi fondi, a partire proprio dalla formazione di figure professionali che possono essere funzionali allo sviluppo di progetti poi sostenuti da questo provvedimento. Un accordo sempre importante è quello tra Fondazione Friuli e Ateneo Friulano. La Regione è vicina in questo momento, particolare anche per la formazione. L'amministrazione regionale finanzia da molti anni tutte quelle che sono le attività sulle quali si basa l'accordo. Questo non per una primogenitura, ma semplicemente per testimoniare che la strategia di collaborazione tra il territorio, le imprese, le università e la Fondazione Friuli evidentemente è la strada giusta sulla quale la strada giusta da imboccare anche rispetto al futuro. Piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da Valerina tra poco. Bentornati a Da Voi la Linea, al via la stagione estiva di Ortoteatro che proporrà spettacoli in diversi comuni del Friuli occidentale, fare puntate anche sulla rassegna Un giardino a Cordenons che da giugno a settembre porterà in scena anche cinema, letteratura e street art al Centro Culturale Aldo Moro. Roberta Tossuto, responsabile organizzativa di Ortoteatro, anche quest'anno, anzi meglio quest'anno, ritorna un'attività un po' più normale rispetto al passato anche per voi con tanti spettacoli. Ecco, qual è il programma? È un'estate assolutamente ricca di eventi, sia per famiglie che per adulti. Ortoteatro organizza manifestazioni in diversi comuni del territorio. È già partito a Pasiano di Pordenone, una stagione Parco ai Molini che ci accompagnerà fino a giugno e poi riprenderà a luglio tutti i mercoledì. Mercoledì partirà la stagione a Cordenons, tutti i mercoledì di luglio e agosto in un progetto che si chiama Un giardino a Cordenons. È un progetto di comunità alle quali partecipano, grazie al contributo della Friuli Ovest Banca, partecipano anche tantissime associazioni del territorio che propongono eventi e manifestazioni. Focus anche per i bambini, insomma, appuntamenti anche per loro. Ortoteatro fa un calendario di teatro per ragazzi molto ricco e lo proponiamo in diversi comuni del territorio. Questo calendario, che si chiama Il Teatro C'era una volta, viene sviluppato grazie al contributo della Fondazione Friuli. Un calendario che parte, appuntamenti che ci sono a Cordenons, a Porcia, a Prata, a Pordenone, a Piancavallo, perché anche a Piancavallo abbiamo tantissimi eventi tutti i weekend, insomma fino ad agosto ci sono weekend sia per gli adulti che per i bambini, come Piancavallo Bambina che è il 9, il 10 e l'11 agosto, che sono 3 giorni di laboratori e spettacoli dedicati alle famiglie. Silva Gardonio, assessore alla cultura del comune di Cordenons, si parte da qui con le iniziative di Ortoteatro, insomma un calendario importante anche per la vostra estate. Sì, certamente, è con vero piacere che quest'anno abbiamo una proposta così ricca, varia e anche che dura nel tempo perché inizia a giugno e si conclude poi a settembre. Tutte le attività si svolgono qui nel giardino del centro culturale, una bella cornice per questi eventi. Sono eventi appunto vari, spaziano dalla parte teatrale a quella musicale, a quella di presentazione di autori e si conclude appunto con anche l'evento finale che è la premiazione
del premio letterario Renato Appi, di cui c'è anche un prologo durante il percorso di luglio. Avremo anche delle attività di street art con gli artisti che animeranno questo spazio del giardino, con delle postazioni in cui loro creeranno in diretta durante una serata di un concerto, appunto con una band amatoriale. E poi non ultimo, non dimenticavo, c'è anche il cinema, ci sono anche degli eventi di cinema per famiglie, anche qui con argomenti vari, quindi vi aspettiamo numerosi a questi eventi, sempre qui in giardino del Centro Culturale, la sera tra le 20:40 e le 21, a seconda poi degli spettacoli proposti. Nascosta da distese di vigneti e strassoldo di Cervignano del Friuli sorge Villa Vitas. Il complesso non ospita solo la storica sede di un'azienda vitivinicola, la cui tradizione si tramanda di generazione in generazione, ma anche una villa neoclassica ristrutturata di recente in accordo con la Soprintendenza dei Beni Culturali Friuli Venezia Giulia. L'area di libero accesso conta anche una ricchissima raccolta di attrezzi agricoli usati negli ultimi 2 secoli. L'azienda è un'azienda storica che ha più di 100 anni, la famiglia Vitas risiede qua dal 1927, è di origine istriana che si è trasferita a Trieste e poi l'amore per la viticoltura l'ha fatta spostare in queste terre. La villa è una villa del Settecento ed è vincolata alle belle arti, è una villa quindi veneta ma anche con un'impronta austro-ungarica, dato che Strassoldo fino al 1918 era Austria e ci ha vissuto un barone il cui figlio era andato in sposa alla contessa Strassoldo. L'avete ristrutturata anche questa villa? L'abbiamo ristrutturata, a stretto contatto con la sovrintendenza, perché qualsiasi cosa le modifiche che abbiamo apportato ovviamente devono essere approvate dalla sovrintendenza. L'abbiamo ristrutturata, ci è voluto qualche anno, però il risultato ci piace ed è apprezzato. Ecco, il resto dei corpi dell'azienda di cosa si compongono? L'azienda è composta da, comunque c'è la cantina, ci sono i magazzini, era un corpo unico, infatti questa era una villa agricola che era considerata proprio il centro di un'azienda dove vivevano più famiglie e tutti concorrevano proprio all'attività agricola dell'azienda stessa. Di cosa si occupa l'azienda? Che cosa produce? L'azienda per la maggior parte la produzione è vitiviticola, abbiamo 18 ettari, produciamo le tipologie classiche tipiche del nostro territorio e anche internazionali. I nostri vini vengono esportati in 12 paesi stranieri e una buona parte viene anche venduto nel nostro punto vendita. Ecco, com'è andata durante il periodo di questa, chiamiamola così, seconda ondata? La vendita online? Ma sì, ci siamo un attimo dovuti reinventare, avevamo i contatti dei nostri clienti privati, i quali ci hanno dato anche una mano, hanno comprato per corrispondenza, qualcosa abbiamo fatto anche online e dobbiamo essere contenti di come è andata. C'è stato ovviamente un calo ma non così brutto come pensavamo e ci siamo un attimo tenuti sui numeri degli altri anni. In questo momento vediamo che c'è una forte ripresa, sia i privati che hanno bisogno di venire da noi a comprare il vino, a trovarci, che ormai sono i nostri clienti ma sono anche i nostri amici diventati, e sia l'estero, che per noi è molto importante, che stanno iniziando a farci degli ordini importanti. Ok, oltre alla pandemia anche il maltempo che crea qualche problema negli ultimi periodi? Ma sì, esattamente, il maltempo purtroppo noi lavorando all'aria, sotto il cielo, dobbiamo un po' soccombere. Il maggio è il periodo forse più intenso perché la vegetazione esplode e quindi siamo giorno e notte in vigna, in campagna e dobbiamo veramente correre per mantenere tutto e andare avanti con i lavori che se non si fanno nei tempi giusti poi potrebbero creare dei problemi. Diceva che l'origine della vostra famiglia è istriana. Esatto, abbiamo sempre lavorato nel mondo del vino, dall'Istria, il bisnonno si è trasferito a Trieste commerciando sempre in vino e poi nei primi anni 20 ha comprato questa tenuta dove ha iniziato a occuparsi proprio di viticoltura. Prima era solo un commercio, poi è diventato proprio una produzione. Oggi produciamo solo dalle nostre uve, tutti i nostri vini sono prodotti con le nostre uve e seguiamo tutte le fasi dalla produzione all'imbottigliamento alla commercializzazione.
Ci richiede la linea Paola Treppo, che ha seguito per noi la conferenza stampa di post giunta comunale. La vedo assieme all'assessore Barillari. A te la linea. Sì, Alexis, trattiamo proprio insieme all'assessore Barillari un importante tema legato a un progetto che si chiama Parole Musica, ma che è molto concreto. Buongiorno, grazie. Oggi in Giunta abbiamo deliberato di proseguire con un progetto gestito dall'associazione Voci Fuori Campo che si chiama Parole Musica e che ha come oggetto e destinatari gli anziani residenti nelle case di riposo. Nella prima fase oggetto di questa iniziativa, di questo progetto, sono stati gli anziani residenti nella casa di riposo La Quiete di Udine. E fondamentalmente questo progetto consisteva nella messa a disposizione di lettori e musicisti volontari che tramite un tablet, perché ragioniamo di epoca di isolamento sociale dovuto alla pandemia, tramite un tablet potevano entrare nelle stanze degli ospiti della Quiete e interagire con loro e davano poi corso a delle letture di alcuni brani, pezzi, soprattutto insomma, che fossero adatti per la popolazione anziana, eventualmente anche in friulano, e poi si esibivano poi dei musicisti, penso a tanti musicisti volontari che hanno partecipato a questo progetto e alla storica e pregevole orchestra Tita Marzuttini, che si è esibita peraltro anche sabato proprio all'interno della Quiete e che comunque diciamo, allietava, rallegrava e intratteneva gli anziani ospiti della Quiete nella prima fase durante nei mesi scorsi che sappiamo sono stati caratterizzati da chiusure e impossibilità di contatti di persona. Quindi la Giunta si impegna nuovamente in questo progetto tecnologico, però insomma a favore delle fasce più deboli in questo periodo. Beh, insomma, ecco, diciamo nella prima fase il Comune non soltanto poi ha sponsorizzato o sostenuto la spesa per l'acquisto di 30 tablet, ma poi ha anche diciamo, dato corso al sostegno di questi lettori, dell'associazione che organizza e insomma, dà supporto a questi lettori e musicisti volontari. E questa è stata la fase 1 che si è conclusa, che sabato ha visto nell'ambito di un incontro di ringraziamento, di esibizione alla presenza degli anziani della Quiete proprio nel cortile interno della Quiete, diciamo una nuova esibizione di questi musicisti volontari e il dato che ci hanno dato è stato molto significativo. In questi mesi 1024 contatti, quindi 1024 volte lettori o musicisti sono entrati in contatto con gli ospiti della Quiete proprio per intrattenerli, rallegrarli e farli sentire meno soli. La Giunta oggi ha deciso di rilanciare, rinnovare, rifinanziare, risostenere questo progetto, ma anche di rilanciare, nel senso che verrà esteso a altre 5 case di riposo della nostra comunità, della nostra città e anche ad alcuni centri diurni. Allora ringraziamo l'assessore Barillari per questo splendido progetto che ci ha dato modo di conoscere e anche ai nostri telespettatori. Qui da Udine Alexis ti restituisco la linea. Grazie alla nostra Paola Treppo assieme a Simone Caramaschi per questo collegamento in diretta da Udine. A voi la linea termina qui, ma vi ricordo che l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Buona giornata.